Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata che è una ma potevano essere 4 e vi spiego perché. Preparatevi ad avere un sacco di curiosità alla fine di questa serata, oltre a tutto quello che ci sarà da imparare, perché ciascuno dei relatori che avrete la fortuna di ascoltare questa sera da solo avrebbe potuto reggere un incontro di una serata intera. Tanta è la ricchezza di quello che stiamo per ascoltare. L'idea ispiratrice di questa serata, che è stata desiderata dalle parrocchie di Santa Margherita Ligure, è molteplice in realtà. Innanzitutto un desiderio diffuso che tanti di noi riscontrano di approfondire le tematiche relative al dialogo fra cristiani e musulmani, per rapporti interpersonali che si sono intrecciati in questi anni, per le notizie che rimbalzano sui media e che leggiamo quotidianamente, per tanti motivi. Insomma, un desiderio diffuso che ha motivato l'organizzazione appunto di questa serata. Ma poi c'è anche qualche cos'altro. Il desiderio nato da alcuni di noi di presentare, comunque di portare a conoscenza di tutti voi questo libro, La nostra morte non ci appartiene, che racconta la storia del martirio dei 19 martiri d'Algeria, beatificati alla fine dello scorso anno, durante quel periodo tragico della storia d'Algeria che portò, nel corso di una sanguinosa lotta civile, alla morte di, qualcuno dice 150, qualcuno dice 200.000 persone. Questo era un altro motivo. Il terzo, ed è quello da cui partiamo, è che quest'anno ricorrono gli 800 anni dall'incontro fra San Francesco e il sultano Malik al-Kamil. E 800 anni dopo, nel febbraio di quest'anno, un altro Francesco, Papa Francesco, si è recato in visita negli Emirati Arabi e ha firmato il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune con il grande imam di Al-Azhar, Ahmad al-Tayeb. Io non so quanti accenti e quante vocali avrò già sbagliato, ma comunque il senso lo avete capito. Un fatto che è stato giudicato da più parti come un evento storico, e forse noi giornalisti pecchiamo tante volte nell'utilizzare questo termine a sproposito, ma in questo caso effettivamente è vero, è stato un evento storico, la firma di quella dichiarazione. E il Papa non ha mancato in più occasioni di ricordare a noi cristiani l'importanza del leggere, dell'approfondire i contenuti di quel documento. Quindi da qui partiamo, proprio da quest'ultimo spunto. Partiamo da qui mostrandovi 2 spezzoni brevi che Amal ha tagliato per noi. Intanto vi presento ovviamente i relatori di questa serata. Andavo veloce perché io ho un po' la cosa di fare le cose velocemente, ma forse come al solito stavo sbagliando su questo. La serata è stata, come ho detto, organizzata dalle parrocchie di Santa Margherita Ligure e abbiamo avuto il desiderio, tramite Don Gianni Emanuele, di invitare Antonio Cuciniello, islamologo, a docenze in Italia, ma soprattutto una trama di rapporti che ci racconterà questa sera. Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, che avrà modo di approfondire insieme a noi anche i contenuti di alcune cose che vi ho accennato fino a qui, e 2 amiche. Paola Moras è sammargheritese, ha vissuto e lavorato in Tunisia, e Amal El Farissi è di origine marocchina, vive qua a Santa Margherita. Dunque una cristiana sammargheritese che ha vissuto e lavorato in terra musulmana e una musulmana sammargheritese che vive in terra cristiana. Sarà interessante sentir raccontare questo intreccio di esperienze. Ritorniamo agli spunti di cui vi accennavo e partiamo appunto da qui, dall'incontro fra San Francesco e il Sultano, in questo breve video tratto da un docufilm uscito nel 2016, The Sultan and the Saint. È in lingua inglese con sottotitoli in italiano, lo ha tagliato per noi Amal, che ha scelto questi 2 brevissimi spezzoni. All'inizio una breve introduzione che ci riporta nel contesto storico di cui stiamo parlando e poi il momento dell'incontro fra San Francesco e il Sultano. Vediamo il primo spezzone. The year is 1220. It is the height of the Crusades.
Muslims and Christians have been fighting one another in a war that has lasted for over 120 years. Tens of thousands of Christian soldiers are trapped and dying on a flooded field in Egypt. The opposing Muslim army blocked their only escape. St. Francis of Assisi and the Sultan of Egypt, Mohammed al-Kamil, have defied the angry times and human nature itself to cross the bloody battle lines and meet each other. But will it make a difference? How does anyone stop a seemingly endless conflict? Francis and Illuminato cross the corpse-strewn battlefield. Wait, please! Please! Wait, we're ambassadors! We come in peace! We come in peace! Please! Startled guards almost kill them. Francis shouts that he's an ambassador of Christ. Maybe this man is bringing news about the Sultan's treaty. Please. Who is this? I am an emissary With news from the King of Rome? for the King of the universe. Is it to be peace then? The greatest peace of all, I pray. Stop the riddles. Is it yes or no? It's neither. He isn't sent by their leader. Isn't that right? No, I come for Christ. I come to preach. I come for peace. It's an insult. If this is their answer, we should kill them. Come. Sit with me. Bring them some food. I think that Francis must have been surprised at what he experienced among the Muslim people, because the popular notion was that Muslims were heathens. They were considered the enemy, of course, and more strongly, they were considered beasts. After this encounter in the tent of the Sultan, Francis and Illuminato were pretty much given free rein to walk and to live in the camp for a few weeks. These two were indeed seeking peace in the midst of war, so they were open to being transformed by the person who was allegedly their enemy. One account says that Francis offered to walk through fire to prove the truth of the gospel. The Sultan declined the demonstration, but said that Francis could address his court. Francis would have heard the call to prayer 5 times a day. I believe in watching Muslims pray, men and women, 5 times daily, that it really struck Francis unexpectedly. I don't think he was expecting to see this, to know this, but I think it profoundly moved him. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين In the name of God, the merciful and compassionate, glory be to God, the Lord of the worlds, the merciful and compassionate King of the day of judgment. It is you alone we worship. It is you alone we ask for help. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. You can directly challenge this perception of dehumanization by showing someone an example of a member of the other group who's particularly human.
right, who displays these very characteristics that you define humanity by. It makes sense from a neuroscience perspective why this would be so transformative. If you eliminate that distinction between us and them, processes that would normally be there to drive conflict are now all taken offline, wholesale. Francis, I believe, came to the insight by watching Muslim men and women pray that prayer is of the essence for the creature. That if you are a creature, what you do is pray. Faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Al-Kamil fulfills his promise. May we not Francis addresses the Sultan's court. so to be understood. There is before him a man who makes no demands, who makes no threats, who does not insult his religion, and probably is simply preaching. Al-Kamil might ask a theologian or a scholar in his court to be a respondent. Oh, people. That was part of a classical Islamic court life and court manners. The respect they had for each other spoke volumes to Francis that this indeed was not an enemy, this was not a beast, but this truly was a brother. Allora, da qui dicevamo partiamo. Quanti esempi di incontro semplice possiamo raccontare tra persone di religione diverse? Tanti. Io l'ho scoperto davvero in questi giorni preparando questa serata. Alcuni sono raccontati, come vi accennavo, in questo libro, qui accenno solo brevemente, che racconta appunto del martirio di queste 19 persone, religiosi e religiose, che morirono in Algeria durante gli anni della lotta armata sanguinosa. Queste sono le loro foto, sono stati beatificati appunto alla fine dello scorso anno. La storia è particolare perché la lotta armata inizia, diciamo, all'inizio degli anni 90 e si conclude all'incirca un decennio dopo. Come detto, le persone che sono morte sono un numero difficile da ricostruire, comunque tra 150 e 200.000. Molti sono musulmani fra le persone che sono morte. La lotta armata si saldò su una situazione pregressa di elevato disagio sociale e molti storici non escludono che il regime militare algerino l'abbia in qualche modo alimentata. La cosa che emerge dalle testimonianze di chi ha conosciuto questi 19 religiosi e religiose che morirono in quegli anni è che la loro fu proprio una presenza semplice con le persone di religione diversa con le quali vivevano. I cristiani erano ovviamente una minoranza, un'esigua minoranza in terra musulmana, e la loro presenza era semplicemente un esserci, non un predicare una fede diversa o, come si diceva prima, lo stupore di una persona che si poneva così semplicemente in amicizia. È quello che emerge dai racconti che sono contenuti in questo libro. Henri Vergès, che poi è il primo di queste 19 vittime, un fratello marista che venne ucciso l'8 maggio del 1994, diceva in quegli anni: è più il bene che si fa per quello che siamo che per quello che facciamo. Ma questa davvero è solo una delle moltissime testimonianze che sono state raccolte in questo libro, di persone che offrono la loro vita per i fratelli algerini, perché quello è il popolo con il quale sono chiamati a vivere. E il fatto di diventare bersagli della lotta armata non fa sì che loro decidano di scappare, anzi, ma approfondisce la loro vocazione di religiosi e di religiose nell'amicizia semplice appunto con queste persone. Sono testimonianze davvero commoventi di vita vissuta, no? Insieme tra religiosi, religiose e persone di religione diversa.
Ne parleremo ancora, ma io vorrei a questo punto chiamare a intervenire la prima delle nostre ospiti, Paola Moras, perché mi chiedevo proprio, leggendo questo, se questa caratteristica del paese dell'Algeria, ovvero la caratteristica di poter ospitare religioni diverse e la possibilità di questo incontro, di questo dialogo fra persone di religioni diverse, tu l'hai riscontrata anche in Tunisia, dove hai vissuto e lavorato, cioè se è una caratteristica propria dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e se puoi dunque raccontarci, raccontandoci appunto che cosa vivevi, che cosa facevi insomma in Tunisia, se puoi raccontarci degli esempi di questi incontri. Va bene. Allora, intanto grazie per l'invito e sì, inquadriamo un attimo la mia presenza, insomma io parto dall'esperienza mia. Dunque, io ho vissuto e lavorato in Tunisia dal 1994 al 2008 e ci sono arrivata perché da 2 anni, quindi dal 1992, era vescovo di Tunisi Monsignor Toual, che poi fu vescovo fino al 2005 quando andò a Gerusalemme per poi diventare patriarca, e Monsignor Toual, per poter sostenere la vita della comunità cristiana della Tunisia, una comunità di minoranza appunto in mezzo all'universo arabo-musulmano, chiamò in Tunisia varie congregazioni e movimenti e nella fattispecie, avendo conosciuto in Italia alcune persone del movimento di Comunione e Liberazione, chiese se qualcuno poteva andarlo ad aiutare. Quindi noi eravamo una comunità di vario numero e aiutavamo fondamentalmente negli uffici della diocesi o in attività sempre legate alla diocesi, cioè una clinica che dava appunto servizio e alcune scuole, cioè la Chiesa di Tunisia ha tuttora la proprietà di alcune scuole che seguono in tutto il programma tunisino. E da qui si capisce già, cioè parlare di clinica, parlare di scuole già indizia un primo grosso punto di dialogo, perché tu sei immerso nella realtà del paese. Possiamo passare agli esempi, così non la facciamo tanto lunga. Allora, intanto dico ancora questa nota storica. Allora, c'è stata una prima presenza appunto di questa comunità della fraternità di CL chiamata dal Vescovo dal 94 al 2008, poi per varie ragioni siamo rientrati, ma il Vescovo attuale, Monsignor Antoniazzi, che è di origine italiana ma assolutamente cresciuto in Patriarcato di Gerusalemme, ha ridomandato una nostra presenza, che è presente dal 2016, sempre in attività di servizio. Così lo dico perché tutte queste amiche di ieri, di oggi, sono tutte al corrente di questa serata e vi mandano i loro saluti. Comincio proprio da una di loro, perché quando ho detto, appunto, mi hanno chiesto di fare questo intervento, cosa dico? Una mi ha mandato questa definizione di dialogo che voglio leggervi. Lei mi ha detto: l'origine del dialogo sono i cuori che desiderano la stessa cosa e allora accade il dialogo sulla vita. Lo dico perché a me piacerebbe proprio che, lo sapete già, che prendessimo coscienza che è vero che il contesto è diverso e particolare, ma un dialogo così lo si può fare tranquillamente anche a Santa Margherita. Allora, io ho pensato a 3 esempi, tra, come potete immaginare, moltissimi. E in questi esempi si vede che, così ragionandoci un attimo, che per un dialogo c'è un'attenzione, cioè io sto attento all'altro che mi si pone davanti, sono aperto e da quello che io vedo nell'altro scatta la mia libertà di muovermi. Primo esempio: a Tunisi esiste un quartiere periferico e povero che si chiama Melassin. In questo quartiere vive una comunità di suore di San Vincenzo de Pauli che serve in vario modo gli abitanti del quartiere. Ma i loro vicini hanno iniziato anche a osservare e a imitare la bellezza della casa delle suore, una bellezza modesta dato il quartiere, ma anche la cura che loro mettevano per far più bella possibile la loro casa, che evidentemente per loro era anche la casa del Signore.
ha comunque colpito i vicini che andavano un po' a guardare, vedevano se potevano fare anche loro così. Secondo esempio, dicevamo la scuola gestisce alcune scuole. Alcuni anni fa in una di queste scuole, una che, ripeto, sono scuole tunisine a tutti gli effetti, programma tunisino, eccetera, eccetera. Una quinta elementare ne combina una un po' grossa. Allora la direttrice, che era una delle mie amiche, convoca i genitori e dice: dobbiamo correggerli, dobbiamo insomma sanzionare questa cosa che hanno fatto, ma li dobbiamo anche aiutare a rimettersi in cammino. E lei dice: io ho visto le facce di questi genitori ed erano tutti stupiti di fronte a un atteggiamento che per loro era imprevisto, ma che speravano, e quindi il vederlo, sentirsi dire quella cosa lì è stata una fonte di stupore. Terzo esempio, questo è capitato a Menzel Bourguiba, che è una città abbastanza grande a nord della Tunisia. Una coppia franco-tunisina, a causa dell'amicizia che loro avevano con le suore salesiane che gestivano una scuola in quella città, questa coppia ha trovato il coraggio di non nascondere il fatto di avere un figlio handicappato, farlo curare al meglio e creare un'associazione per le famiglie che avevano lo stesso problema, e garantisco che questi 3 passaggi non erano proprio assolutamente scontati. L'ultimissima cosa, che appunto 3, arriviamo a 4, non volevo farla lunga, ma io non posso non citare tutti i rapporti di stima e di affetto che sono nati e sono cresciuti con i colleghi di lavoro tunisini. Lavoravamo negli uffici, quindi avevamo appunto colleghi che svolgevano varie mansioni, e dicevamo prima con Amal, abbiamo ricreato quello che era normale in Tunisia prima della guerra dei 6 giorni, la guerra arabo-israeliana, che portò un bel colpo alla convivenza pacifica tra le fedi, mentre invece prima c'era proprio una convivenza rispettosa, e il segno di questo è il fatto che a ogni festa gli uni degli altri ci si manda vicendevolmente gli auguri. Quello che colpisce dei racconti di Paola e anche degli altri racconti che appunto abbiamo letto per preparare questa serata è che la presenza dei cristiani in terra musulmana è un valore in sé, non solo e semplicemente per quello che fanno. E nel contesto appunto nel contesto dei paesi appunto che si affacciano nel Mediterraneo, questo è vero, è proprio riscontrabile. Un esempio appunto di questa convivenza è la storia di questi monaci. Sono i monaci di Tibrine, sono forse i più famosi dei 19 martiri di cui vi parlavo prima. I più famosi perché? Perché sono stati protagonisti del famoso film Uomini di Dio, che quindi ha portato un po' alla conoscenza anche un po' più del grande pubblico la loro storia. La loro storia, che come detto è piuttosto famosa, ma in realtà è quella di cui si sa meno tra quelle di questi 19 martiri, perché a tutt'oggi chi li abbia uccisi e i mandanti di quell'omicidio non si è mai saputo sostanzialmente. Non solo, ma mentre le altre persone sono state uccise o sulla pubblica via o nel contesto dell'attività che svolgevano, loro sono stati rapiti e uccisi in un secondo momento, in maniera tra l'altro atroce. Le persone musulmane che vivevano accanto a loro li apprezzavano per il loro semplice esserci e non tanto per quello che facevano. Questa è una delle cose più commoventi. Uno di loro, Fratel Luc, era un medico, e quindi si potrebbe pensare che effettivamente il suo prodigarsi per gli altri, anche a titolo gratuito, potesse in qualche modo far sì che le persone gli volessero bene per questo. In realtà era apprezzato solo per il fatto che c'era, che stava con loro, che condivideva la vita nella sua semplicità. L'inasprirsi della lotta armata ha fatto sì che loro vivessero, e questa è veramente una cosa commovente, da questo libro emerge, dal film anche in maniera sorprendente,
loro vivessero in piena coscienza il martirio, perché sapevano che avrebbero potuto essere le prossime vittime di quella carneficina che ha portato all'uccisione di tante persone, appunto alcune anche di fede musulmana, ma non hanno voluto andarsene dall'Algeria in quegli anni proprio per quello, perché c'era bisogno di loro vicino a chi soffriva. In quegli anni non c'è algerino che non abbia perso un congiunto, un amico, un conoscente, insomma. E l'altra cosa sorprendente della loro storia è che l'avvicinarsi della loro fine li porta al vertice della vita comunitaria, scrivono nei loro testamenti spirituali. Cioè il fatto di rendersi conto che la loro vita comunitaria stava raggiungendo un livello di intimità e di comunione con il Signore tra di loro tale da stupire loro stessi che la stavano vivendo. Dunque davvero una vicenda singolarissima. Vogliamo approfondire questo grazie al video che ha preparato Amal. La sera precedente alla beatificazione dei 19 martiri, fra cui appunto i 7 monaci di Tibrine, 2 di loro sono scampati all'uccisione, ci fu una veglia di preghiera. Tantissimi musulmani hanno partecipato sia alla beatificazione che alla veglia la sera precedente. Durante la veglia fratello Jean-Pierre ha portato la sua testimonianza. L'abbiamo tagliata e Amal ha fatto la traduzione, i sottotitoli per voi, in maniera che possiamo goderla di più e capire fino in fondo quello che ha raccontato durante quella serata. Nous avons la chance inouïe d'accueillir le frère Jean-Pierre. Le frère Jean-Pierre, vous êtes moine trappiste, actuellement à Midelt au Maroc. Vous avez vécu à Tibrine avec les 7 frères. Le frère Amédée et vous avez fait partie de 2 survivants. Comment vivez-vous cette phrase de l'Évangile? Certains sont pris, d'autres laissés. La première chose que je vais vous dire, c'est ma joie d'être parmi vous en cette veillée et en ce temps de la célébration de la béatification de nos frères, de nos 19 frères et sœurs qui ont donné leur vie, qui ont donné leur vie par amour pour l'Algérie et pour le peuple algérien et pour la gloire de Dieu. Alors, pour revenir à cette parole de l'Évangile, les uns ont été enlevés, les autres laissés. Cette parole de l'Évangile que Jésus a dite a toujours été mystérieuse pour moi, et voilà que je l'ai vécue. Les uns ont été enlevés, d'autres ont été laissés. Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, cette parole a continué à vibrer en moi pendant quelque temps. Je me tourmentais un peu. Je me disais, est-ce que mon cœur n'était pas prêt? Est-ce que ma lampe n'était pas allumée? C'est-à-dire que le Seigneur ne me jugeait pas digne d'être pris avec mes frères. Alors, pendant que j'étais ainsi tourmenté, j'ai reçu tout à coup une lettre au bout de quelques jours qui venait à l'improviste d'une mère abbesse de Suisse, de la fille Dieu, la mère abbesse de la fille Dieu, mère Hortense. C'est une abbesse dont j'avais entendu parler, car elle avait beaucoup d'influence dans notre ordre cistercien, mais je ne la connaissais pas, elle ne m'avait jamais vu non plus. Mais en lisant cette lettre, voici ce que j'ai trouvé. Il ne faut pas vous affliger. Les uns ont été pris parce que le Seigneur voulait qu'ils donnent leur vie par témoignage de leur amour pour le peuple algérien et pour la gloire de Dieu. D'autres ont été laissés pour donner témoignage par leur vie. Voilà le message qui m'était laissé, ainsi qu'à Père Amédée. Et il m'a donc fallu essayer de le vivre. Je ne sais pas, au bout de 20 ans déjà que ces événements se sont déroulés, si j'ai vraiment répondu à cet appel du Seigneur.
mais cela m'a apaisé. Donc j'avais comme but, me soumettre à ce désir de Dieu de porter témoignage par ma vie. Et cela commence par m'efforcer d'être vraiment à ma place dans la vie religieuse, dans la vie contemplative de cette communauté transférée au Maroc, la communauté Notre-Dame de l'Atlas, où nous avons rejoint 3 autres frères qui restaient avec nous, qui faisaient partie de l'annexe de Notre-Dame de l'Atlas. Donc la première manière, m'efforcer d'être vraiment ce que le Seigneur attend de nous en tant que moines. Et ça voulait dire aussi continuer le message que nous avons reçu à Tibarine, dans notre communauté, ce que les frères ont vécu, ce que nous avons vécu ensemble, le continuer avec les nouveaux frères. Voilà le premier but, et je peux vous le résumer en peu de mots. C'est cet idéal que nous représente le mystère de la visitation de Marie à Sainte Élisabeth. Marie portait en elle le petit enfant qui devait être le Messie, une grande espérance pour le monde. Et Élisabeth portait le petit enfant Jean-Baptiste, elle était à son 6e mois. Elles se sont rencontrées et sans beaucoup de mots, quelque chose est passé entre Marie et Sainte Élisabeth. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, c'était la présence de Jésus qui rayonnait, pas par des prédications et des mots, mais par sa simple présence. Voilà le premier mot qui nous est donné, et cela est très exigeant, car cela suppose que nous vivions Jésus, qu'il soit vraiment vivant en nous. C'est notre premier but dans notre témoignage, que Jésus soit si bien vivant en nous, qu'il rayonne autour de nous, dans le monde musulman auquel nous sommes implantés. Car ce monde dans lequel nous vivons, ici à Midelt, c'est un monde entièrement musulman. Il n'y a que quelques non-musulmans. Donc c'est ça la première chose. Et ensuite, cette présence ne doit pas se réaliser par des conversions, des conversions, sinon par la conversion de nous-mêmes. Et puis un dialogue, pour ainsi dire, sans parole entre eux et nous, sans parler directement de notre foi. Voilà ce qui m'est laissé, ce que j'essaie de vivre. Je ne sais pas si je sais bien, je le fais bien, le Seigneur le sait. Mais je peux dire que depuis longtemps, je lui dis dans ma prière, voilà, si longtemps que je suis moine, 54 ans, et je me sens toujours au premier banc de l'amour. J'apprends encore à faire des i. Je ne sais pas ce que le Seigneur en pense, mais voilà ce que je ressens. Alors je vous demande de continuer, si vous voulez bien, de prier pour moi pour que je porte bien ce témoignage. È pazzesco, eh? Amal l'ha conosciuto, fratello Jean-Pierre, e continua a portare persone a conoscerlo, è vero? Mentre Amal ci racconta queste cose vedrete scorrere delle foto e quindi magari poi ci sarà anche la possibilità di commentarle. Non siamo impazziti, siamo invasi dai moscerini, cioè ok. Ci racconti qualcosa della tua amicizia con lui, Amal? Okay. Buonasera a tutti. Prima di raccontarvi i miei incontri vari con lui, ormai è diventata un'amicizia sia con lui sia con Frère José, un spagnolo che vive anche lì a Midelt. Non so se tutti conoscete dov'è Midelt, prima di tutto, perché Midelt ha una fama di essere accogliente.
è un posto dove hanno vissuto tantissimi francesi, perché lì c'erano delle miniere e andavano a lavorare anche lì. È stata creata questa città nel 1917 sotto il protettorato francese. E loro sono abituati a vedere dei francesi, per loro vedere lo straniero è una cosa semplice, normale. Anzi, la gente quando gli chiedono ma vi sembra strano vedere dei monaci a vivere qua, rispondono, ad esempio un commerciante rispondeva: la gente non ha detto nulla quando i fratelli si sono assediati, non è cambiato niente. Prima c'erano le suore, anche un sacerdote, con una chiesa che ha funzionato fino al 2008. Aggiunge anche che si sia ebreo, cristiano o musulmano, siamo tutti esseri umani. La loro religione è come tutte le religioni, pregano e non danno fastidio a nessuno. Il loro celibato non disturba. La cosa bella è anche da vedere il loro sorriso, con tutta la sofferenza che è passato, che il martirio e tutto, lui è sempre sorridente. E poi vi racconto anche un pezzettino di un libro che ho letto, perché poi conoscendo lui mi è venuta voglia anche un po' di leggere. Dopo che ho visto il film Uomini di Dio, mi è venuta anche voglia di leggere vari libri che raccontano un po' la loro storia. In uno di questi libri raccontano: in questo mese di febbraio 2012 si scaldano con i loro amici nella sala del tè. Omar serve i bicchieri, sfumano. L'operaio si interrompe. Io non capisco perché avrebbe ucciso il vostro Gesù. Perché avrebbero ucciso il vostro Gesù? Non aveva fatto niente di male. I monaci ascoltano in silenzio. Hassan, l'imbianchino, ha messo il suo braccio sulla spalla di Jean-Pierre Schumacher. Padre, io sono tuo figlio, rispondeva Jean-Pierre timidamente. Anch'io. Sui muri in terra battuta gli operai hanno affisso un articolo in arabo del giornale marocchino Lo Soir, che aveva dedicato un'intera pagina ai monaci, è illustrato da una grande fotografia di Jean-Pierre e il titolo vuol dire: è il luogo preferito dai padri. Il sottoscritto in rosso significa: fanno il Ramadan come i musulmani. Il giornalista dice che voi vivete in mezzo alla popolazione che vi invitano sovente, non hanno nulla contro di voi. Mentre l'uomo si avvicinava, perché c'era questo signore curioso di questo articolo, per staccare l'articolo e leggerlo con comodo, Omar lo blocca prontamente nel suo slancio. Questo non si toglie, è sacro. In questo anno, che il racconto è del 2012, con un gruppo di amici, insieme a Don Gianni Emanuele, siamo andati in Marocco. Quando abbiamo pensato di andare in Marocco abbiamo prima visto Uomini di Dio. Mentre cercavamo dei contatti, perché io la storia dei monaci non la conoscevo, cercavamo dei contatti, era abbastanza difficile trovare il contatto, perché tantissimi marocchini non sapevano di loro. Non sapevano di loro perché comunque da noi lo straniero esiste, ma non è che andiamo tanto a curiosare nella sua vita, esistono, vivono come qualsiasi cittadino. Abbiamo iniziato a cercare i contatti e poi neanche la nostra guida sapeva dove vivevano e tutto. Abbiamo cercato i contatti e siamo andati. Siamo andati alla messa alle 7 del mattino. Ascoltando con loro la messa sono rimasta basita, perché nella messa leggevano il Santo e il Padre Nostro in arabo. E io sono rimasta, cavolo, ma loro non leggevano solo in francese, ma utilizzavano anche usi e costumi del posto. Loro ormai sono marocchine, sì che sono francesi, ma per noi fanno parte della nostra società, della nostra cultura. Come vi dicevo, il loro incontro con i Sufi è stato così tanto bello che ci ha raccontato lui, e questo incontro di queste persone che hanno voglia di pregare.
loro musulmani e i monaci cristiani. Questo incontro di preghiera, ognuno a suo modo. Una volta ci raccontava che Frère Christian aveva acceso una candela, perché nella tradizione musulmana Dio è anche luce, perciò davanti a una candela si sono messi a pregare. E poi uno dei sufi ha detto che il loro rapporto è come due scale unite in cima. Ognuno sale da una parte, più si sale in su, più si trova Dio, perciò tutti alla fine troviamo lo stesso Dio. Vi racconto anche un'altra storia, che anche quella è bella, fra il vescovo di Orano, Frère Clavier, e Mohammed. Avete visto anche nella veglia che c'era seduta una signora vicino a Jean-Pierre, lei è la mamma di Mohammed. Mohammed era un autista, l'autista del vescovo. È nata un'amicizia fra loro, un'amicizia bellissima di un ragazzo giovanissimo che faceva da autista con il suo vescovo. Il vescovo amava tantissimo l'Algeria. Amava che lui all'inizio si sentiva in una bolla, perché lui è nato in Algeria, poi è andato in Francia, poi è tornato. Si sentiva come vivere in una bolla, come si sentivamo tutti noi comunque, perché anch'io, non conoscendo il mondo cristiano, vivevo in una bolla, perché conoscevo solo le mie tradizioni, la mia gente, ma l'incontro fa tanto, apre la mente, apre anche il cuore. E questo incontro di questi due è stato veramente bello. La maggior parte dei suoi amici gli dicono che si espone troppo, che prende troppi rischi, quando parla così come parla. Gli dicono che c'è troppo bisogno di lui, per perderlo stupidamente. Gli ripetono che dovrebbe farsi più discreto. L'ho visto arrabbiarsi. Non l'avevo mai visto così. Quando padre Thierry, che è un po' il suo vice, gli ha parlato in questi termini. Eravamo in macchina e lui quasi si mise a urlare. Che amico è? Quello che tace quando il suo amico sta male. Non manca che gli suggerisse di partire, di rientrare in Francia. Che cosa lo trattiene qui, in questo paese, in cui c'è gente che non lo vuole? È la domanda che ci facciamo tutti, ma abbiamo paura che se ne vada. Un giorno, perché anch'io avevo paura, ho domandato al padre René e il parco di Sidi Bel Abbès: Pierre partirà? Perché rimane? René mi ha fissato con uno sguardo divertito e mi ha detto: devi sapere che il giorno che è venuto qui e ti ha preso come suo autista, Pierre e io abbiamo parlato a lungo della tua estate a Orano, dei segni che ci potevano ridare un po' di speranza per l'Algeria. Poi Pierre mi ha detto: vedi, forse anche per un solo ragazzo come Mohammed vale la pena di rimanere in questo paese, anche a rischio di perdere la sua vita. Vi leggerò solo il taccuino di Mohammed che hanno trovato nella sua tasca. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, prima di alzare la penna, vi dico: la pace sia con voi. Ringrazio che leggerà questo mio taccuino di ricordi e dico a ciascuno di coloro che ho conosciuto nella mia vita che lo ringrazio. Dico che sarà ricompensato da Dio nell'ultimo giorno. A Dio, a colui che mi perdonerà nel giorno del giudizio, e colui al quale avessi fatto del male, che mi perdoni. Io perdono chi avessi sentito uscire dalla mia bocca una parola cattiva e chiedo a tutti i miei amici di perdonarmi in ragione della mia giovane età, ma in questo giorno in cui vi scrivo ricordo ciò che ho fatto di buono nella mia vita, che Dio, nella sua onnipotenza, faccia sì che gli sia sottomesso e che mi conceda la sua tenerezza. Grazie. Tornando a quel passaggio che citavamo prima, la firma della dichiarazione sulla fratellanza umana, un evento che è stato appunto definito come storico. Come ci si è arrivati? Quali passi hanno preceduto quello storico evento?
Innanzitutto grazie per questo invito e per questa serata. Noi viviamo oggi in un tempo nel quale tutto è molto veloce, le notizie, quello che leggiamo, che vediamo, e rischiamo spesso, a motivo dei social e anche purtroppo di un'informazione che non sempre ci aiuta a capire, rischiamo spesso di perdere la profondità storica, i precedenti di ciò che accompagna un evento. E dunque, nel caso della dichiarazione di Abu Dhabi, firmata da Papa Francesco e dal grande imam della moschea di Al-Azhar lo scorso febbraio, è soltanto un ultimo frutto importante di un cammino che è iniziato molti anni prima. Vi leggo un testo: la Chiesa guarda con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio, anche nascosti, come vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta, onorano la sua madre, Vergine Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Queste sono parole che noi leggiamo nel Concilio Ecumenico Vaticano II, nella dichiarazione Nostra Aetate del 1965. Dunque capite che è un cammino lungo e che parte da molto lontano. Ricordiamolo che il primo Papa a mettere piede in una moschea è stato San Giovanni Paolo II, e guarda caso ha compiuto questo gesto nel maggio del 2001, pochissimi mesi prima degli attacchi alle Torri Gemelle. Il Papa è entrato nella moschea e faceva già, io già seguivo i viaggi del Papa, per cui ero a Damasco, e faceva fatica a camminare, soprattutto si è tolto le scarpe e dunque soltanto con le calze, ma doveva camminare sui tappeti che c'erano all'interno della moschea, e credetemi che questo per un malato di Parkinson a uno stadio già avanzato qual era lui era una difficoltà enorme. E dunque Giovanni Paolo II ci ha insegnato, per esempio, con questo gesto il rispetto e la venerazione. Ma poi ci sono stati altri gesti. Benedetto XVI, che viene erroneamente presentato come un papa talvolta nemico dell'Islam, è entrato nella moschea blu di Istanbul e su invito dell'imam si è fermato alcuni istanti in preghiera, meditazione rivolto verso il Mihrab, dunque rivolto verso la Mecca. E questo gesto lo ha fatto con grande semplicità, e ricordo che quel giorno, siccome il grande dubbio era, Benedetto XVI chiuse gli occhi, l'imam pregava e Benedetto XVI chiuse gli occhi come se fosse in preghiera. Allora c'era una domanda di qualcuno tra i giornalisti che non credeva possibile che il Papa Benedetto pregasse in una moschea vicino all'imam, e dunque il dubbio era: ma avrà pregato, come dire, o si sarà semplicemente assopito? E invece padre Federico Lombardi, all'epoca direttore della Sala Stampa Vaticana e dunque portavoce del Papa, disse che il Papa aveva pregato. E lo stesso gesto lo ha ripetuto Francesco, sempre nella moschea blu di Istanbul. Dunque questo lo dico perché non dobbiamo credere che certe cose nascano dal niente, nascano così come i funghi o come i fiori dal nulla, e dobbiamo invece considerarli che fanno parte di un cammino, e c'è un cammino che è della Chiesa tutta, perché il Concilio è stato un grande evento di tutta la Chiesa del secolo scorso. San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e oggi Francesco. Dunque si è arrivati in questo modo, ma c'è un ultimo aspetto che voglio ricordare per spiegare come si è arrivati a questa dichiarazione importante. Vedete, al mondo non c'è l'Islam, il cristianesimo, il buddismo,
il fanatismo, il terrorismo. Ci sono musulmani, cristiani, buddisti, cioè ci sono uomini e donne che professano una fede, non c'è la fede, ci sono uomini e donne che professano una fede. E spesso e volentieri gli eventi storici, i passi importanti, avvengono perché delle persone si incontrano, e si incontrano delle persone che hanno la voglia talvolta di gettare il cuore oltre l'ostacolo, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di superare degli schemi. Penso per esempio a che cosa ha significato per il cammino ecumenico tra le chiese cristiane l'abbraccio fra Paolo VI e Atenagora a Gerusalemme nel 1964. Erano due uomini che credevano che l'unità dei cristiani fosse qualcosa di possibile, e lo credevano e lo speravano talvolta anche contro l'opinione, il parere dei loro collaboratori. Ecco, la dichiarazione di Abu Dhabi nasce da un'amicizia vera, autentica, che Papa Francesco ha incominciato con il grande imam di Al-Azhar, Al-Tayeb. E non si può capire la genesi di quel documento, il perché è stato fatto, il perché è stato fatto in quel modo, il perché è stato firmato insieme in una serata fredda ad Abu Dhabi, fredda meteorologicamente, perché tirava un vento abbastanza fresco. Non si può capire senza quel rapporto umano e quel rapporto di amicizia, perché non esistono le fedi in senso astratto, esistono gli uomini che professano la fede, e talvolta Dio si serve di uomini che credono che il dialogo sia possibile e che vedono nella possibilità del dialogo una grande prospettiva di pace, che è ciò di cui realmente noi abbiamo bisogno. Grazie. Antonio Cuciniello, quel documento come è stato accolto nel mondo musulmano? Ecco, allora, anzitutto ringrazio anche io, desidero ringraziare chi ha... si sente? Sì, ok. Desidero ringraziare insomma, gli organizzatori di questa serata, perché poi spesso capita che chi fa il lavoro di back office, che è un lavoro comunque grande, poi non abbia sicuramente dei riconoscimenti, e quindi, come chi mi ha preceduto, desidero farlo vivamente. Allora, è una domanda che sembra apparentemente semplice, ma che non può avere una risposta apparentemente essa stessa semplice. Semplicemente perché, scusate il gioco di parole, il mondo islamico è un mondo fortemente complesso, eterogeneo, fatto numero più, numero meno da 1.600.000.000 di persone. Pensate che solo il 20% di questo 1.600.000.000 di persone è di lingua araba, quindi vive in un contesto arabofono dove si parla la lingua araba, ossia in tutti quei paesi che aderiscono alla Lega Araba, che ha sede al Cairo. La stragrande maggioranza dell'Islam è al di fuori di questo mondo. Il primo paese al mondo per numero di musulmani è l'Indonesia, segue il Pakistan, il Bangladesh, quindi contesti anche con un background socioculturale che non è affatto arabo e che è diventato solo in seguito, nel corso dei secoli, appunto islamico. Paesi come il Bangladesh sono paesi a maggioranza islamica, ma hanno un background addirittura indù, no? Quindi, e mi fermo qui. Questo significa che c'è nel mondo arabo-islamico una complessità etnica, linguistica, ma anche religiosa, perché a volte noi spesso ci dimentichiamo anche che tra gli arabi ci sono anche arabi cristiani delle diverse confessioni, ebrei arabi. Quindi, arrivando alla risposta, c'è stato essenzialmente un'ottima reazione a questo documento, fermo restando anche il pluralismo appunto di vedute, no? Perché quando si parla di Islam e musulmani non solo sono sunniti e sciiti, insomma diciamo sunniti e sciiti per farla breve, ma all'interno dello stesso mondo sunnita c'è un pluralismo interessante, no? Di scuole teologico-giuridiche, e gli stessi sciiti, che sono la minoranza assoluta, solo il 7-8% del 1.600.000.000, al loro interno sono ulteriormente
divisi nel senso che hanno diverse scuole di pensiero. Detto questo, il documento dal mio punto di vista è stato accolto molto favorevolmente, se non altro perché quel documento ha una duplice firma. È vero che lo sheikh di Al-Azhar, Tayeb, è il più alto rappresentante, no, dei sunniti, il che significa che quel documento in qualche modo taglia fuori in qualche modo gli sciiti. Però alla base di tutto c'è comunque una buona reazione al documento, semplicemente perché Papa Francesco sta simpatico, detto in maniera così molto diretta, no? Da sempre ai musulmani per il suo modo di fare, il suo modo di porsi, il suo modo di rispettare l'alterità religiosa. Ovviamente non è una forma di buonismo per, come dire, accaparrarsi simpatie, no? Ma perché il suo modus operandi, questo lo vediamo ogni volta che lui si interfaccia con la diversità. Un documento sicuramente anche strategico, perché se voi, e vi invito a farlo, perché alla fine del documento c'è un mandato molto preciso, no? Affinché questo sia dall'uno che dall'altro, quindi sia lo Sheikh di Al-Azhar sia Papa Francesco invitano chi lo avrà tra le mani a usarlo, a consumarlo, soprattutto nelle agenzie educative, quindi nelle scuole, nelle associazioni che si occupano di educazione, negli oratori, nelle università. Un documento che però prende le mosse dall'umanità, dal riconoscere nell'altro anzitutto un essere umano. Non a caso il documento sulla fratellanza umana, già il titolo la dice lunga su qual è l'approccio, un approccio essenzialmente antropologico che ovviamente non è rispettoso della diversità culturale e religiosa, ma parte dalla fratellanza umana, dal riconoscersi persone umane al di là della propria appartenenza ad una fede diversa, per poi arrivare ad un rispetto reciproco pur nella diversità. Grazie. Andrea Tornielli, questo gesto, quale prospettiva ha aperto questo gesto di Papa Francesco, ma più in generale il suo pontificato, quale prospettiva sta aprendo in questo contesto, proprio parlando appunto del dialogo fra religioni diverse, in particolare il dialogo fra cristiani e musulmani? Il pontificato di Papa Francesco, come il pontificato di qualsiasi Papa, apre la prospettiva che ciascuno di noi gli fa aprire. Mi scuserete per questa risposta, ma la testimonianza, le parole, i documenti, il magistero apre delle prospettive se ci sono innanzitutto dei cristiani, dei cattolici che sarebbero quelli che, diciamo così, seguono il Papa di default, permettetemi, no? Dunque i cattolici dovrebbero essere quelli che sanno che il Papa è stato eletto legittimamente, gode l'assistenza dello Spirito Santo, e normalmente il cattolico è colui che non è che si crede lui il Papa, ma che pensa che eleggendo questo Papa piuttosto che un altro, Dio voglia dire qualcosa non agli altri, ai cardinali, ai capi di Stato, no, a me, cioè a ciascuno di noi. E allora uno dice, ma se Dio ha eletto questo Papa, scusate la larga premessa, ma non è secondaria, se Dio ha permesso l'elezione di questo Papa dice queste cose, non è che forse Dio attraverso queste parole vuole dire qualcosa a me? Non è che forse vuole dire che devo essere più attento a guardare in una certa direzione dove magari prima non guardavo, devo cambiare qualcosa della mia vita, devo mettere in discussione il modo con cui penso? Questo lo dico perché la vera prospettiva del pontificato si gioca sul fatto se noi cerchiamo di sintonizzarci o comunque ci lasciamo mettere in discussione. E questo viene prima del tema dell'Islam, viene prima di tutto,
E io credo che significhi che abbia a che fare con il nostro essere uomini. Se noi leggiamo il Vangelo, ogni pagina del Vangelo ci dice che Gesù, che era Dio ma era pienamente uomo, non era indifferente alla realtà che incontrava, agli incontri che faceva. Non è che la lasciava scivolare come l'acqua passa sopra i sassi. Si lasciava ferire, provava compassione, si lasciava mettere in discussione. Ecco, essere uomini, prima ancora che cristiani, significa permettere che la realtà ti metta in discussione, non che la conosci già tutta. Allora, io credo che l'atteggiamento giusto nei confronti del Papa sia questo. Come conseguenza, che prospettiva apre? Io credo che la testimonianza del Papa, sia nel rapporto con le altre religioni, sia nel rapporto con i fratelli cristiani di altre confessioni cristiane, ci dica una cosa importante, ed è innanzitutto che al di là delle differenze che ovviamente esistono, nel caso dei cristiani sono differenze pur riconoscendo tutti Gesù Cristo e credendo e professando il battesimo e dunque credendo nel Vangelo, ma con le altre religioni, tutte le altre religioni, ma in particolare l'Islam, perché se Dio ha permesso che ci fossero 1,6 miliardi di musulmani nel mondo, beh, qualcosa entreranno nel suo disegno, o no? Non è che noi dobbiamo guardare in questo modo e con questi occhi la storia. Lo sguardo e l'ottica del Papa è quella di dire che al di là delle differenze c'è un'umanità e la possibilità di incontrarsi a un livello umano di amicizia, ma c'è soprattutto un grande compito che tutti i credenti hanno e che è quello di mostrare, testimoniare che la fede che i credenti di diverse religioni vivono non è qualcosa che incita all'odio, alla distruzione, alla violenza, all'abuso del nome di Dio per giustificare la morte, il terrorismo, ma è qualcosa che chiama alla pace, alla fratellanza, all'unità. E dunque oggi la vera frontiera del dialogo tra cristiani e del dialogo tra religioni diverse è quella che si fa testimoniando il bene nell'aiutare chi soffre, nell'essere vicino a chi ha problemi, a chi è povero, oggi per esempio a chi è migrante, e dunque essere così nella realtà. Cioè è possibile questo. Allora, questa guardate che io credo sia la vera prospettiva, il vero sguardo, perché tante volte e in tante occasioni, sia incontrando musulmani che incontrando cristiani di diverse confessioni, il Papa ha indicato esattamente questa via. Possiamo essere insieme per ricordare innanzitutto che esiste un Dio, per ricordare che non siamo affatto condannati a farci del male gli uni gli altri, e per ricordare che invece stiamo al mondo per testimoniare il bene. Questo non è banale e questo passa attraverso l'incontro e ancora una volta mostra che la vera prospettiva del pontificato, di questo come di tutti gli altri, passa attraverso le nostre persone. Grazie davvero. In una società dove i nostri vicini, i nostri amici, i vicini di banco dei miei figli sono di religione diversa dalla nostra, qual è l'importanza del dialogo, Antonio Cuciniello? Allora, uno che con i numeri non è andato mai molto d'accordo ha imparato ad averci a che fare, no? Perché i numeri danno la percezione più concreta dei fenomeni. Non so quanti di voi sanno che in Italia, numero più, numero meno, sul territorio nazionale ormai abbiamo superato i 6 milioni di stranieri. Ovviamente in questi 6 milioni c'è l'universo mondo e c'è purtroppo per una legge
tuttavia oserei dire ancora bizzarra, ci sono anche persone che sono nate e cresciute qui, ma per la legge sono ancora stranieri. Quindi attenzione a usare la parola straniero, perché straniero significa tante cose. Fatta questa premessa, secondo me dovremmo educarci, ed è un percorso, a percepire l'altro, come si diceva proprio poc'anzi, anzitutto come una persona. Acquisire questo tipo di approccio ci aiuta anche a vedere l'altro, un altro da noi, no? Caratterizzato da una cultura diversa, da una religione diversa, ma che, come ben evidenzia il documento di Abu Dhabi, essenzialmente ha in comune con noi l'essere umano. E allora in tutto questo cosa c'entra il dialogo? Se noi percepiamo appunto l'altro essenzialmente come una persona, e allora il dialogo in questa prospettiva può avere anche, può assumere un approccio diverso. Mi spiego. Anzitutto, prima di dialogare c'è bisogno di conoscere, e prima di conoscere c'è bisogno di incontrare. E allora, adesso l'ho detto a ritroso e partiamo dall'incontro. L'incontro spesso non è scontato, perché l'incontro significa anche prospettare, no? Una condivisione che spesso non riusciamo a percepire come facente parte del nostro modus operandi. Però l'incontro in realtà con l'altro, se ci fate caso, dove l'altro può essere anche la persona che adesso vi sta seduta accanto, no? Perché noi a volte parlando di alterità è come se pensiamo l'altro da noi che deve essere per forza di cose caratterizzato da una pelle scura o da occhi a mandorla o da... In realtà il concetto di alterità è un concetto piuttosto quotidiano che noi viviamo, perché anche con i nostri parenti o le persone a noi più care già avere un punto di vista diverso su una determinata scelta significa fare i conti con l'alterità e con la diversità. Quindi di fatto l'essere umano, se ci fate conto, è già educato fin dall'inizio dei suoi primi giorni di vita ad avere a che fare con l'altro da sé. Però spesso questo, che è essenzialmente un incontro che precede il dialogo, la sto prendendo un po' larga, sto facendo un po' il professore, forse di questo mi scuso, significa che bisogna mettere in conto che però l'altro ci può mettere anche in crisi nel suo modo di incontrarci, perché magari ha una percezione, una concezione di incontro diverso dalla nostra. E allora come poter prevenire quello che gli esperti chiamano scontri interculturali, no? Quando culture diverse, persone di culture diverse si incontrano e in qualche modo cercano di interagire? La soluzione, se soluzione può essere, è quella di conoscere prima di dialogare. Pensate che nella Sunna, che è diciamo un corpus piuttosto vasto di detti e fatti del profeta Muhammad, che quindi è il testo di riferimento, il corpus di riferimento che viene subito dopo il Corano, per intenderci, ci sono due detti molto importanti che i musulmani vivono come realtà proprio essenziale, il primo dei quali dice «Utlub l'ilm walau fissin», ossia cerca la conoscenza quando anche fosse in Cina, e l'altro dice «Utlub l'ilm min al-mahd ila al-lahd», quindi cerca la conoscenza dalla culla alla tomba. Quindi capite bene che proprio anche da un punto di vista pedagogico il musulmano è educato a cercare la conoscenza sempre, dove la Cina ovviamente è il paese più lontano e dalla culla alla tomba significa praticamente sempre. Perché la conoscenza è essenziale nell'incontro e quindi è propedeutico al dialogo? Perché, lo dico in maniera molto diretta, senza conoscenza non si dialoga. Sì, possiamo farci una chiacchierata, che va bene rispetto a certe chiusure, però ovviamente l'incontro, quando è un incontro responsabile, richiede conoscenza.
E questa conoscenza può essere anche una conoscenza non per forza di tipo accademica. Adesso non è che dobbiamo diventare tutti degli arabisti, degli islamologi, perché se c'è incontro e quindi c'è prossimità, se si fa insieme qualcosa, oggi grazie a Don Gian Emanuele ho avuto insomma in 48 ore molti incontri, no? Con operatori della vostra città, insomma Caritas, insegnanti, e con loro spesso ho parlato di prossimità, no? Come creare prossimità, incontro con l'altro per poter poi dialogare e crescere insieme, facendo per esempio anche delle cose, facendo insieme del bene, okay? Che può essere, non so, la raccolta di cibo per il banco alimentare, no? Perché non invitare anche persone della comunità islamica per fare insieme il bene, per mettersi alla pari anche nell'aiutare il prossimo, perché anche questo significa incontrare l'altro o dialogare con l'altro. Poi è ovvio che il concetto di dialogo è un concetto molto vasto, no? Perché c'è un dialogo tra teologi, ma questo non significa che dobbiamo diventare tutti teologi, ma c'è anche un dialogo della strada, tra virgolette, il che non significa che è un dialogo di serie B o C, ma è il dialogo della vita quotidiana, no? Dell'andare al mercato e trovare, io venendo da Milano, quindi ho una situazione forse un po' più complessa da questo punto di vista, andare al mercato e scambiare una chiacchiera col venditore marocchino piuttosto che egiziano. Sono tutti quei piccoli gesti che creano prossimità e dialogo e incontro con l'altro. Ci avviamo a conclusione, ma abbiamo ancora un paio di domande, perché vorrei chiedere ad Andrea Tornielli se questo gesto ultimo compiuto dal Papa, ma forse anche un po' quelli precedenti che lei ci ha descritto così bene, i papi precedenti, i gesti precedenti di Francesco, sono arrivati in un momento in cui i tempi erano maturi o sono stati un salto in avanti? Ma io sono convinto che la storia della Chiesa va attraverso salti in avanti. La tradizione è una, il Vangelo è uno, ma in ogni epoca impariamo a viverlo meglio. La continuità della tradizione non significa il continuismo, se no se si dovesse sempre continuare con quello che si faceva prima, il Papa adesso dovrebbe fare il pescatore nel lago di Galilea, cioè non è che in ogni tempo la Chiesa si trova a vivere la sfida di incarnare il Vangelo in una società diversa. Il tempo in cui viviamo noi, c'è stato il tempo del concilio, oggi noi stiamo vivendo un tempo difficile, ma non particolarmente difficile se pensiamo a quella che è stata la storia di 2000 anni, la storia della Chiesa, insomma, nonostante la situazione, le persecuzioni dei cristiani, sulle quali è giusto parlare ed è giusto insistere, però sempre avendo uno sguardo complessivo sulla realtà, perché noi non possiamo indignarci come è giusto e parlare del silenzio che c'è sulle persecuzioni dei cristiani o quando capita che vengano attaccati dei cristiani in tanti paesi nel mondo. Non possiamo dimenticare che circa l'80% delle vittime degli attentati terroristici di matrice islamista sono credenti musulmani. È chiaro che a noi fa molta impressione se avviene un attentato, un gesto inconsulto in una delle nostre capitali europee, e abbiamo fatto un po'... ci abbiamo fatto quasi l'abitudine alle autobombe che esplodono a Baghdad, al fatto che ci siano moschee attaccate da terroristi, e dunque noi dobbiamo rimparare sempre a guardare alla complessità della realtà. E allora, se si guarda in questo modo il tempo in cui viviamo, si vede che questi passi sono in qualche modo dei salti, se vogliamo chiamarli così, naturali di una storia che continua. Ma uno di quelli dei salti, non l'ho citato prima, volevo citarlo adesso perché è stato veramente grande e per certi versi persino insuperato, e ancora una volta lo ha fatto San Paolo VI. Pensate,
che tra la fine luglio e i primi di agosto del 1969 Paolo VI fece un viaggio in Africa e in particolare in Uganda, dove era andato per la beatificazione dei martiri di Namugongo, cioè dei cristiani che erano sia cattolici che anglicani, che per essere fedeli alla loro fede si erano opposti al re, un re tribale. I primi ad essersi opposti al re, che sostanzialmente voleva che questi giovani soddisfacessero i suoi desideri, erano stati credenti musulmani, che erano stati uccisi dal re. Poi i cristiani si erano opposti e il re aveva ucciso i cristiani. Bene, Paolo VI, nell'annunziatura di Kampala, disse: noi siamo sicuri di essere in comunione, attenzione, è il Papa che parla, nel 69, noi siamo sicuri di essere in comunione con voi, si riferiva ai musulmani, stava ricevendo un gruppo di musulmani nell'annunziatura di Kampala, quando imploriamo l'Altissimo di suscitare nel cuore di tutti i credenti dell'Africa il desiderio della riconciliazione, del perdono, così spesso raccomandato nel Vangelo e nel Corano. E come non associare alla testimonianza di pietà e di fedeltà dei martiri cattolici e protestanti la memoria di quei confessori della fede musulmana, la cui storia ci ricorda che sono stati i primi nel 1848 a pagare con la loro vita il rifiuto di trasgredire le prescrizioni della loro religione. E li ha associati al martirio dei cristiani, i credenti musulmani che erano stati uccisi dal re. Questi sono salti enormi, e questo era Paolo VI nel 1969. Allora io credo che anche la bellezza delle testimonianze che abbiamo ascoltato questa sera ci deve far scoprire sostanzialmente che non possiamo cedere alla cultura della semplificazione, alla cultura dei social media, alla cultura dell'odio, alla cultura che dipinge i credenti nell'Islam tutti in uno stesso modo. Vi racconto questo piccolo episodio che è accaduto nella mia parrocchia. Io sto nella parrocchia dove è venuto il Papa nel marzo del 2017, quella delle Case Bianche a Milano, in zona est. E come sempre a Natale facciamo un presepio abbastanza grande dentro la parrocchia. Quest'anno abbiamo fatto per la prima volta un presepio vivente fuori dalla parrocchia. E l'abbiamo fatto perché? Perché un musulmano marocchino, amico della nostra parrocchia, si fanno incontri, insomma si vive una bella amicizia, ha detto al nostro parroco: ma scusa, voi fate il presepio in chiesa ogni anno per festeggiare la nascita di Gesù, ma lo sapete che gli unici che ancora usano quei vestiti lì che vedete nelle statuine siamo noi? E allora perché non facciamo il presepio vivente insieme? E loro hanno fatto i re magi, sono stati i bambini musulmani che hanno fatto gli angeli e in parte i pastori. Ecco, questa notizia io ho cercato di darla nel mio piccolo su Vatican Insider, il sito della Stampa, che all'epoca lavoravo lì, ma certo non era una notizia che poteva conquistare i grandi giornali, però è un esempio che ci dimostra che rovescia completamente tante nostre costruzioni che ci facciamo. Allora noi dobbiamo essere capaci, grazie alla nostra fede, grazie al fatto che noi abbiamo una storia che è fatta di esempi come quello di San Francesco, come quello dei monaci di Tiberin, che custodivano la presenza di Gesù come Maria custodiva nel suo grembo il bambino Gesù, come una presenza totalmente silenziosa, solo sussultava nel suo grembo, non predicava, non spiegava le scritture, silenziosa, ma c'era. E loro hanno custodito questa presenza pregando e vivendo dentro un contesto musulmano, e hanno scelto di non andarsene, hanno scelto di pagare con la loro vita e col loro martirio. E questo è anche la bellezza di un messaggio, vedete, c'è
c'è un modo di parlare delle persecuzioni dei cristiani, della morte dei cristiani e delle violenze, c'è un modo che recrimina, quasi che chiede o richiede risposte altrettanto forti, non violente, ma comunque altrettanto dure. E io ricordo una risposta che diede sempre Paolo VI quando ci fu il tema del costruire una delle più grandi moschee che esistano in Europa, che è quella di Roma. E un collaboratore di Paolo VI, alcuni collaboratori andarono a cercare di convincere il Papa a non dire di sì. È chiaro che lì non c'entrava il Vaticano, sorge in territorio italiano, c'era il permesso del Comune di Roma, ma chiaramente costruire una moschea così enorme nella città di Roma, la città eterna, con il Papa, è chiaro che lo stesso governo chiese al Papa se diceva di sì o di no. E quando glielo chiesero ci furono dei collaboratori di Paolo VI che gli dissero: ma Santo Padre, noi permettiamo la costruzione di una moschea così grande a Roma quando in tanti paesi, a stragrande maggioranza totalmente musulmani, a noi non è consentito di costruire neanche una piccola chiesa. Era il grande tema della reciprocità. Il tema della reciprocità può riguardare la politica e i governi, ma non può riguardare le persone di fede. Sapete quale fu la risposta di Paolo VI? La Chiesa non si abbassa a questo livello. Cioè la Chiesa di Dio e di Gesù Cristo non si abbassa a questo livello. Non è che siccome ci sono paesi che non ci permettono di costruire le chiese, allora io decido di non permettere di costruire le moschee per i credenti musulmani a Roma. Questa fu la risposta di Paolo VI. E ci dice qualcosa, e cioè che anche quando ci sono fatti come quello dei monaci di Tibirin, ma l'avete vista la testimonianza? Io l'ho incontrato lui perché è venuto in Marocco quando siamo stati a febbraio con il Papa ed era lì alla messa del Papa. Il martire cristiano, o chi ha subito anche violenza, chi vive in situazioni difficili, non esprime mai mezza parola di odio, di contrapposizione, ma è capace soltanto di amare e di perdonare. Ed è per questo che si dice che il sangue dei cristiani è seme, il sangue dei martiri è seme per nuovi cristiani. E dunque io credo che noi dobbiamo imparare anche questo sguardo dalla nostra fede, perché è vero che ci sono stati dei salti, sì, dei salti in avanti, ma sono dei salti che ci permettono di essere sempre più fedeli al Vangelo di Gesù Cristo, la cui presenza questi monaci hanno conservato, come Maria ha custodito per 9 mesi nel suo grembo il Figlio di Dio. Grazie. Manca più, secondo lei, a noi cristiani, una conoscenza di base della nostra fede o una conoscenza di base di quelle poche cose che possiamo conoscere dell'Islam che magari ci permetterebbero un dialogo maggiore? Allora, come ho detto poc'anzi, senza conoscenza non si dialoga. Pensate che qualche anno fa io ho scritto un saggio con un collega dell'Università Cattolica di Milano dove lavoro, che è andato a finire in un volume alto così, curato da Alberto Melloni, che ha come titolo L'analfabetismo religioso in Italia. Vi posso assicurare che in quel volume ci sono sicuramente, insomma, dei contributi con approcci diversi che fanno molto riflettere, no? Ma non è l'unico dato, diciamo così, accademico, perché ovviamente io da studioso porto anche dei esempi di studio, no? Perché spesso bisogna avere anche il coraggio di andare oltre le percezioni, perché sapete bene che le percezioni non sempre poi ci danno veramente la realtà dei fenomeni e delle cose. Sempre come Università Cattolica abbiamo fatto, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e essenzialmente con alcune sociologhe dell'educazione, volevamo capire, attraverso dei focus group, delle interviste, sia con insegnanti che con alunni, sia delle medie che delle superiori, qual è, come dire, la situazione
il vissuto religioso in alcune scuole milanesi e bresciane. Adesso, senza farla troppo lunga, è venuto fuori una situazione piuttosto interessante e per certi versi critica, sia da parte degli adulti, insegnanti. Per amor del cielo, il nostro paese, grazie a Dio, è un paese laico, la scuola è una scuola laica che ha come mission l'inclusione, ma essere laico non significa voler cancellare a tutti i costi anche quei segni o quelle espressioni del religioso che anche nella scuola possono essere studiati, vissuti, rappresentati, perché sennò verrebbe meno il concetto stesso di laicità. Non so se mi sto spiegando. Ebbene, da questi focus group è venuto fuori che sia da parte degli adulti che dei minori c'è un analfabetismo, diciamo, abbastanza preoccupante, sia da parte dei ragazzi cristiani che da parte dei ragazzi anche musulmani, perché in questi focus group c'erano anche ragazzi musulmani che partecipavano. E pensate che soprattutto ragazzi di seconda generazione, nati e cresciuti qui o comunque arrivati da piccoli nel nostro paese, diciamo che si stanno allineando negativamente ad una certa fascia di italiani, tra virgolette, se volete, autoctoni, quindi italiani d'origine. Questo mi fa molto riflettere rispetto alla conoscenza di cui lei mi chiedeva, no? Se la conoscenza è propedeutica al dialogo, cioè, per dirla in maniera molto franca, se non sappiamo chi siamo, da dove veniamo e non conosciamo le nostre radici, ma di cosa parliamo con l'altro? Bene, qualcuno potrebbe dirmi in maniera provocatoria, beh, non è che dobbiamo parlare per forza di religione con l'altro. Questo è vero, tant'è vero che nello stesso documento, vi ricordo di Abu Dhabi, che si dà spazio e importanza anche ai non credenti, che hanno ovviamente pari dignità rispetto a chi si riconosce in una fede, in una religione. Però l'elemento religioso è comunque un elemento che fa parte del sistema culturale di ognuno di noi, no? Proprio stasera a cena si diceva l'elemento religioso è anche un elemento culturale. Vai in un museo, vedi una scena di un uomo che sta per commettere, insomma, un atto piuttosto atroce, sta per uccidere un bambino e non hai gli elementi religiosi, culturali per poter leggere quel dipinto, perché non sai chi è quel personaggio che sta facendo quel gesto. Quindi ribadisco che la conoscenza è sicuramente importante ed è propedeutica nel modo più assoluto al dialogo, ed è quello che nel mio piccolo, facendo parte ormai da 3 anni del gruppo di interesse per l'Islam dell'Ufficio Nazionale Ecumenismo e Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana, è tutto il lavoro che stiamo facendo incontrando e dialogando e facendo delle cose concrete con i musulmani in Italia. È ovvio che c'è una certa difficoltà, perché non avendo l'Islam una chiesa per come la intendiamo noi, quindi non essendo una religione istituzionalizzata, spesso è veramente molto complicato capire con chi possiamo interfacciarci. E avendo noi cristiani, come dire, un'idea piuttosto strutturata, no? Appunto di chiesa, di ruoli, di istituzioni e quant'altro, è sempre un banco di prova. Da questo punto di vista però io penso che questa criticità può essere superata in maniera molto, molto semplice. Ovviamente non è una soluzione, ma un'indicazione che mi sento di dare, ossia iniziare questo dialogo e questa conoscenza reciproca con i musulmani più vicini a noi. Oggi io potrei dire Amal, ho visto ancora forse dietro qualche signora che evidentemente è di religione islamica perché ha un velo, capite? Partire proprio da quel dialogo quotidiano che ci porta poi alla conoscenza reciproca. Grazie mille.